Questo programma è offerto da Supermercati con V. La differenza in evidenza. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vessa militare, usciabile sciaccò, partite ciasilo, che faccia sto cuore vostro, ma via che c'è il posto, ora chi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, non si dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non fu scritto, che non fu scritti so, o generale ha detto, sceglie che grado tu. Buono dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, non si dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, non si dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Benvenuti negli studi di Teledauna e oggi ho l'onore e l'onere di presentare il mio papà, che probabilmente molti conosceranno, Nino Delli. A te la parola, papà. Grazie della presentazione, un saluto a tutti quanti i telespettatori. E sono ritornato, dopo un po' di anni mi faccio rivedere attraverso gli schermi televisivi. Diciamo che hai viaggiato tanto, sì, e che adesso sono riuscita a fermarti un pochino, anche perché oggi come oggi diciamo che viaggiare purtroppo è diventato anche un po' più difficile. Devo decidere per le prossime. Quale prossime? Ti devi calmare un po'. Allora, torniamo a noi. Allora, questa trasmissione ha un titolo particolare, lo vedete qui sovraimpresso. Nino Delli racconta la canzone napoletana. Diciamo che io aiuterò tutti i giovani, quelli della mia età o anche più giovani di me, a farti delle domande. Va, io sì, farò da tramite. Sì. Farò da tramite. Io sono pronto. Siamo pronti per farvi conoscere proprio la storia attraverso ovviamente quello che tu hai fatto in questi 56 anni, sì, di lavoro, di amore, l'amore che hai avuto, di passione, ecco, di passione per la canzone napoletana, che poi è diventato il tuo lavoro, sì, ragione di vita. Anche noi siamo cresciuti a pane e canzoni napoletane e musica napoletana, però questo non è detto, perché io non conosco realmente tutto, conosco la tua musica, però in realtà noi vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori anche diciamo le canzoni dei vecchi cantanti napoletani, sì, la storia, come chi ha studiato il latino. Per intraprendere l'italiano, per imparare l'italiano, noi dobbiamo imparare i vecchi autori. Allora, papà, raccontaci come è iniziata la tua passione. La mia passione è iniziata
che avevo 5 anni. Quando eri? Sì, 5 anni. E mio padre era prigioniero dei tedeschi. Ha fatto 5 anni di prigionia. Nella seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale. Ed è rientrato a casa e tra un lavoro e altre cose lui canticchiava. Aveva una bella voce, aveva. Nonno Domenico? Sì, nonno Domenico. E allora cantava Virno, ricordo, le canzoni proprio dell'epoca, del momento, che era un po' tragico. Dimmi dove stai, Madonnella, dove Madonna, eccetera, eccetera. E io sentivo queste canzoni, mi piacevano. Ti sei appassionato? Sì, mi sono appassionato, anche perché poi lui mi ha portato a Napoli a vedere le piedigrotte. Che cosa sono queste piedigrotte? A proposito, Vuoi sapere cosa sono? io le sento sempre nominare, però... Sì, era la festa che si faceva sempre al principio di settembre. Sì. E i cantanti cantavano sui carri. Ah, ecco. Sì, sui carri per le strade di Napoli, al centro, nelle strade periferiche. Sì. Poi lui ancora mi portava a vedere le audizioni nei teatri dove lanciavano le canzoni nuove. Sì. Quella sui carri, la canzone, erano le vecchie. Ho capito. Le classiche. Ho capito, le classiche, sì. Poi nel 60, quando io ho iniziato nel 59, hanno iniziato a togliere le piedigrotte, cioè la festa si è sempre fatta di piedigrotta, però le macchine per la strada, i carri non potevano più camminare, eccetera, eccetera, e si è fatta in alcuni punti, però stando fermi a un posto, in alcuni punti di Napoli centrale, diciamo. Questa è la piedigrotta. Eh sì, perché con la venuta, diciamo, delle auto... Le canzoni dell'audio che facevano nei teatri erano le canzoni nuove e ogni casa discografica editrice lanciava le canzoni nuove e ogni cantante faceva parte, ogni teatro. Qual era il tuo cantante preferito? A me erano diversi, ma i più sono stati Sergio Bruni. Vabbè, lui ti ha ispirato, questo lo so. E Mario Abate. Questo... Mario Abate. Mario Abate. Che poi in futuro ti racconterò altre cose. Va bene, un po' alla volta vi faremo conoscere un po' di tutto. Va bene. Bene. Grazie a mio padre, ora ho cantato, sto cantando ancora. Allora, facciamo così, vogliamo far ascoltare una di quelle canzoni che venivano cantate a queste piedigrotte? Sì. E, ad esempio, quale potremmo fare? Ad esempio, mettiamo adesso in tema natalizio O San Pugnare innamorato. Perfetto. Ecco, fu scritta giusto un secolo fa, nemmeno a farla apposta, da un cantante che era un poeta e scrittore, Armando Gil. E fece questa bellissima canzone, diciamo, che adesso è nel dimenticatoio, un po' nel dimenticatoio. Allora, e parla di? Ah sì, parla di un zampognaro che nelle feste di Natale andava a fare le novene a Napoli. Sì. A lui da Avellino con il carretto, il traino, sì, va a portare queste novene a Napoli. Sì. Si incontrò in una casa di una signora ricchissima, con una bellissima casa, ma lui non si innamorò della casa che era bella, ma si innamorò di questa donna che aveva gli occhi bellissimi e le trezze, dice le trezze che si usavano prima. Allora disse la donna: domani ci vediamo, dice, vieni di nuovo a portarmi la novela. Disse lui sì, sì. Ma il giorno dopo andò a casa di questa e non la trovò, e rimase così deluso. E così si mise appuntonata, diciamo, nella via e aspettava sempre di vedere questa donna. E così Filomena, la ragazza, aspettava sempre ad Avellino. Chissà, si stuliette sposo, si ingegna, dice alla fine la canzone. Che vabbè, che poi a Foggia ingegna, più o meno ci capiamo. Si
se si sposano. Sì, abbiamo capito, benissimo. Tanto si usa anche a Foggia, giusto? È uguale? Si ingegna, va bene, va bene. Ok, allora vediamo subito questo video. O Zampugnare innamorato. Bella figliolina Zampugnare, che a Napoli non era stata ancora, come chiagni pannando allo pagliare, quando passai l'innamorata fuori, e a mezzanotte in coppa n'utraina, per Napoli parente traverlina, ullero, buono e sincero, da Roma e San Napoli arrivai, ci camminava con mano stonata. E succedette che una bella sera, chietta su una casa e una signora, tappeto, luce e pavimento a cera, ricchezza mai non vista fino allora, ma s'ingandai più assai di sti ricchezza, per l'occhio la signora e per li trezzi. Ullero, fu in un mistero, quando niente per fare signora in mano, zitta sentette di viene di mare. Una casarella miezza di montagna, un focolare con cippe pigne, a neve sciocca una figliola chiagna, chissà stolietta sposa si s'incigna, a strada solitaria da Berlina, non stava sanna che non traina. Ullero, cagna pensiero, sta sotto un balcone abbandonata, povera Zampugnare, Un innamorato molto triste, però. Quella è una canzone. Ma in che anno questa qui? Perché sento la voce. Come audio è del 65. Ecco. E io non c'ero, io non c'ero. E nel 75 sono le riprese televisive. Registrata, va benissimo. Sì. Allora, papà, fammi sentire. Invece, visto che questa canzone è un po' un innamorato triste, va, facciamo un innamorato invece allegro. Vorrei passare ad un innamorato. Cosa ci proporresti, va? Io proporrei sempre la mia canzone che è dappertutto, è conosciutissima, è Lampadina, s'appicciano e si studano, come faccio con tua madre, che ogni tanto ci bisticciamo, facciamo pace. Hanno fatto pure, su questa canzone hanno fatto pure un ballo di gruppo, mi sono trovata in un matrimonio, hanno fatto addirittura proprio sulla tua canzone un ballo di gruppo. Voglio precisare che sono passati già dal 65 a oggi, sono passati
50 anni. Ecco. E adesso, attuale, proprio in questo periodo, la stanno facendo tutti, pure chi non sa cantare, la stanno facendo tutti. Tutti, va benissimo, si divertono. Beh, un altro aneddoto voglio raccontare. Vai, racconta. visto che racconta. Sì, racconto che in questo filmato che vedremo... quello... Sì. Qual è quello? Non mi dire quello con Filomena, quello che Nino... Allora, raccontala tu. Racconto io, dai. Allora, niente, papà stava in televisione, stava registrando, era mandato in onda questo video e io ero a casa con mamma a vedere questo filmato e mio fratello, che all'epoca quanti anni aveva? 2 o 3 anni? Sì, 2 anni. All'improvviso, ingelosito, e poi capirete perché quando vedrete questo video, prese una ciabatta e la lanciò sul televisore. Noi ci preoccupammo più del televisore, al quale papà ci teneva perché era a colori, rigorosamente a colori, che non della sua reazione in quel momento, perché mia madre non era abituata, era gelosa lei. Comunque rimanemmo un po' colpiti da questa cosa. Sì, si ingelosì, Nino si ingelosì. Allora dai, vediamo tutti il video. E lampadine. Ci siamo appiccicati 1000 volte e 1000 volte abbiamo fatto pace. Volubile se tu mai sottonaci, ha dato poco tu stuzzica a me. E faccio dire molla pessa a te. Sti coro non si parano, due lampadine elettriche, s'appiccino, si studiano, si tornano a picciare. Amore che vi spassa l'elettricista fa, studa a te, appiccia a me, per mi faccio consumare. E luce, 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 luce elettrica. Ieri mi facista dispettoso, oggi mi accordo con un pizzarriso. Di mano tu mi sali in paradiso, dopo di mano ci mi appiccica. E poi facimmo pace la ballare. Sti cori non si parano, due lampadine elettriche, s'appiccino, si studiano, si tornano a picciare. E amore che vi spassa, l'elettricista fa, studia a te, appiccia a me, per mi faccio consumare. E luce, 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 luce elettrica. E tiene 20 modi sto dicendo, e mo piglia ma pure spalla in faccia, o torna a temenare in sti braccia, e indifferentemente vas a me, e indifferentemente vas a te. Sti cori non si parano, due lampadine elettriche, s'appiccino, si studiano, si tornano a picciare. Amore che vi spassa, l'elettricista fa, studia a te, appiccia a me, per mi faccio consumare. E luce, 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 luce elettrica. Sti cori non si parano, due lampadine elettriche, s'appiccino, si studiano, si tornano a picciare. E amore che vi spassa, l'elettricista fa, studia a te, appiccia a me, per mi faccio consumare. E luce, 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 luce elettrica. Avete visto il bacio famoso che fece ingelosire Nino? Sì. E questa canzone... Questa è una classica, che questa è del 23, ecco. quando arrivò in Italia l'elettricità. Ecco. E l'autore Capaldo fece questa canzone per dell'arrivo della corrente, della luce elettrica. E questa canzone l'ha cantata una vecchia cantante, Rita Celli. Ecco, chi la conosce? Stefania, si faceva chiamare Stefania e Rita Celli in altri.
Perfetto. E tu invece l'hai rilanciata? Sì, l'ho rilanciata. Però ha avuto moltissimo successo. Sì. Moltissimo successo. Infatti negli spettacoli io mi ricordo che molte volte non apriva, mai. mi pare che apriva Noi anche... aprivo con l'Arte do Sole. L'Arte do Sole, sì. Che poi faremo sentire. In un'altra perché sono 600 canzoni. Certo. Filmate, ma non che hai inciso 600 canzoni, di più. Ho inciso 800 canzoni. 800 canzoni, infatti di più. Sì. Va bene, allora, adesso cosa possiamo... dimmi. Risentire una canzone triste, bellissima però, è del nostro concittadino Evemero Nardella. Benissimo. La famiglia se ne andò nel 1980 a Napoli. Sì. Allora lui diventò un giudice perché studiò a Napoli questo Evemero Nardella e compose questa canzone Chiove. Era un giudice? Giudice, sì, ecco. Sì. E poi un grande pianista, dopo diventò poeta, poi, musicista. Musicista. E facendo questa canzone poi ne fece altre 20-30 altre, però io conosco bene 4 ancora, cioè che ho cantato pure. Sì. Che t'ha già di, che è sempre di Evemero Nardella, Sordate, o Tenente Mangucciate, che la chitarra masa. Non me la ricordo, però la accenneremo in un'altra occasione, va bene. Questa per l'ho incisa. E un'altra è Ti si scordate di Napoli, che questa non sono riuscita a inciderla, che mi piaceva molto. Questa non sono riuscita. Allora devi fare adesso. Adesso vediamo, entro di nuovo nelle sale discografiche e vado a cantare. Perché no? Allora, questa canzone qual è? Non hai detto ancora il titolo? Ho detto Chiove. Chiove? Chiove, benissimo, Chiove. Va bene. Questa in che anno l'hai incisa? Io l'ho incisa 1980. E di cosa parla? Ah sì, questo è un fatto proprio importante. Ecco. Nardella, questa canzone la fece la più grande cantante napoletana dell'epoca, Gilda Mignonette. Tutte difficili queste. Gilda Mignonette. Sì. Perché questa qua ha avuto un grande successo in America, Gilda Mignonette. Quando agli sgoccioli della carriera è voluta tornare a Napoli per rivedere la sua Napoli. Sì. Però nel stesso tempo era malata. Quando ha preso il bastimento, a 24 ore prima di arrivare a Napoli, stava nella zona dello stretto di Gibilterra, morì nella nave, non è riuscita. Non fece in tempo a tornare a Napoli, allora, a rivedere Napoli prima di morire. Ho capito. E questa è la trama del... E loro fecero la canzone Bovio e Nardella. Dice, tu quando stai malata canti pure, dice. Per cui è stata creata in suo onore questa canzone, non l'ha cantata lei? Cioè no, lei non l'ha cantata. Ho capito. L'hanno fatto dopo che è morta. Ho capito, è stata scritta in suo onore, ho capito. Dici tu pure quando... E invece chi l'ha incisa poi dopo, chi l'ha cantata? Il primo è stato un grande cantante, Papaccio si chiamava. Ecco. Sì, dischi a grammofono. Non vedo l'ora di riascoltarla perché è una canzone meravigliosa. Sì, meravigliosa. Benissimo. Chiove, Nino Delli. Tu stai malata e canta, tu stai morendo e canta, sono 9 giorni, che chiove. E se fa freddo l'aria, e se fa cupo cielo, e tu in da sto gelo, tu sola canta e muore.
canaria, chi sei, tu sei l'amore, tu sei l'amore, che pure quando amore, canta canzone nuova. Gesù, ma come chiama? Tu come una Madonna, canta una ninna nonna, per angeli la croce, che può sentire sta voce solitaria, che dinda notte canta, e tu come una santa, tu sola amore. Chi sei, tu sei a canaria, chi sei, tu sei l'amore, tu sei l'amore, che pure quando amore, canta canzone nuova. Gesù, ma come chiama? Tu sei l'amore, che pure quando amore, canta canzone nuova. Gesù, ma come chiama? Bene, questa è proprio una classica, Classica. una meravigliosa classica napoletana. L'hanno incisa quasi tutti i cantanti napoletani, questa canzone. Beh, dammi la possibilità di salutare un caro amico mio che dimmi. era carissimo. Purtroppo io non l'ho potuto vedere, salutare, perché stavo a Lisbona, difatti telefonai poi stavo lì per uno spettacolo, e Lello Fiore. Ah, ho capito. Non hai potuto salutare nel momento in cui è venuto a mancare? L'avevo già saputo il giorno prima che non stava bene pure. Sì. In contatto con i familiari mi facevano sapere. E niente, voglio dedicare queste due canzoni che siamo stati così perché sono inedite, perché lui c'ha tante cose più belle. O li dobbiamo prendere dallo studio qua. Che hanno qui, però sì. sono cose che la gente non l'ha viste, diciamo. Ecco, sono tue, sono delle immagini tue, ok. Delle immagini mie in un matrimonio a Torre Maggiore, che ecco. andammo a fare un matrimonio a Torre Maggiore. Ecco, sì. E Lello Fiore, con le due canzoni. Salutiamo Lello. Sì, allora. Lello, sì. Due canzoni di Enzo Di Domenico. E quali sono? Una è O Kawasaki e l'altra è O Criminale. Ecco. Un po' il genere di Lello. Va bene, ok. Ciao Lello. Per il gran finale di Lello Fiore accompagniamo tutti con le mani, signori. Ogni cuore sta città, sempre lui, che non sa mai trovare. Passa come un fulmine dentro, il non c'è stato.
sulle traversate mia, così quando piovava, belle se nessuno fa, col giubbino chiuso sotto il letto, non può manco respirare. Quando sta dove c'è vita, voglio io vestito quantità, non c'è sta desiderio che non la fai passare. Tu non sei innamorato, a partire non c'è vita, agli amici alla vanità, si passa per venta, si lascia di malore, tu non sai che c'è fa, ne hai visto rotte e te davanti, per la tua capacità. L'imputato del denaro spartendo, non ha niente da dire in sua difesa. No, signor Presidente, come criminale, braccia accese, tu pensate, una fiducia, una Presidente sono provate, non avete più. Criminale, come un basta parola, sporca sangue infamità, e non parlo della condanna, ma figlia della vita vendicata. Ok, signori, grazie di tutto. Bellado non era perfetto perché da quanto ho visto la telecamera era una telecamera un filmato amatoriale. personale. Sì, ho capito. Personale, ma amatoriale. Personale, perché ci hai portato qualcosa di tuo che Di hai fuori, che non è stato mai visto. mai visto da nessuno. Va bene, allora papà, ascoltami, che cosa possiamo ascoltare ancora di canzoni classiche? Cosa ci puoi... Di classica la più bella di natalizia è Lacrime napoletane, che io ci tengo molto, e questa l'ho cantata in Teatro Lovaglio a Potenza, era il 1985. 86 tra l'altro. Vabbè, questa è quella che stiamo dobbiamo mandare adesso in onda, sì. Però vabbè, tu l'hai incisa quando l'hai fatta per la prima volta? Non ho detto che Lampadino l'ho fatta 4 volte. 4 versioni ci sono di con orchestre. Lacrime napoletane 3 versioni con orchestre, varie orchestre a Napoli, sì. La Scarlatti al San Carlo, che c'è l'orchestra del San Carlo anche. Vabbè, qui sto con i miei orchestrali. Nominiamoli. Sì, non c'è, e voi quando filmati ci sono con loro. Dunque, c'ho Clemente Sant'Angelo alla batteria, non metto altre parole, in altre occasioni metterò altre parole in più per il maestro. Poi c'è Rinaldo Mastropasqua alla tromba, c'è Gino Ruggiero al basso, sì. E ne manca ancora un altro, chi sarà? Aldo Maglietta, sì. Alle tastiere. Allora ci sono tutti, manca solo Clementino che ci ha lasciato. No, anche Gino Ruggiero. Ah, non lo sapevo. Siamo quasi a un anno che non c'è più. Simpatico era. Sono stati i tuoi compagni di viaggio per quanti anni? Chi 40 anni, chi 30 anni, chi 20 e basta. Mi ricordo Aldo Maglietta che era un ragazzino quando ha iniziato, era giovane, molto giovane. Non si diplomava ancora. E così Lacrime napoletane. Chi l'ha scritta? Bongiovanni Bovio. Bovio poi Libero Bovio.
è quello che ha fatto più canzoni napoletane. Classiche, le più belle. Gli altri hanno fatto pure Lo Sole Miglia, Quando tramontò sole, eccetera, eccetera. Però Bovio ne ha tirato fuori di successi 70-80 canzoni. Forse le più melodiche, quelle un po' più... No. Ci sono anche... Sono quelle allegre. Ah, ci sono, ok. Questa qui con Giovanni fecero... Io mi ricordo solo una scena che vidi in un film, perché il film era Catene, si chiamava. Sì. E Roberto Murolo cantò questa canzone Lacrima Napolitana nel film. Ah, ecco. Che erano in una stiva, che erano clandestini per arrivare in America ed espatriare. Sì. E mi ricordo che la gente faceva la fila davanti al botteghino, ma fuori al cinema Garibaldi a Foggia. C'era una sferza di gente che voleva faceva il biglietto, che voleva vedere questo film. Poi quando uscivano piangevano, le lacrime, la gente piangeva dopo il film. Ma se non mi ricordo male, anche Mario Mero a Foggia fece questa sceneggiata? Sì, sceneggiata. Allora lo ricordo. Allora. È dopo che Mario Mero sì, dopo, quando ero piccolina. l'aveva fatta Giacomo Rondinelli, il mio maestro. Me la ricordo perché mi portasti con te a teatro, mi pare, quando venne Mario Mero. Se non ricordo male era questa proprio la scena. Lacrima Napolitana. Perfetto, no, che lui poi l'ha chiamata l'emigrante. O era Zappature, papà? No, era Zappature, mi sa. E invece l'emigrante era quella dove sono venuta io. Dove sono venuta io? Zappature. Ma forse tutte e due, dai. Allora, vediamo subito questo video. Allora, nel teatro abbiamo detto, nel teatro Lovaglio, dove forse c'ero anch'io. Nino Delli live. Che anno era? 86. Bene, allora avevo 16 anni, allora c'ero anch'io. Rivediamolo allora. Lacrime Napolitane. Ed ora una gentile richiesta in tema natalizio, Lacrime Napolitane, tratto dall'LP Brins e Prigioniere di guerra. La dedico a tutti quanti voi. Mia cara madre, stavo trasi Natale e sta lontano più mi sapeva mai, come pure all'umma tu tre bianca, come pure a sentire un zampugnare, ai ninni mi facito lo presente. E a t'amore partito piatto mio, facite quella sera da vicino, come se mi sa voi stesse pure. A noi napolitani, a noi la cittadina, come amare sto pane. Mia cara madre, che sono denaro, chi si chiamava, io non so niente, o tengo qualche dollaro in ma pa, ma non so stata mai tanto paziente,
ma sono tutte notte a casa mia e te creature mene senza voce e a voi lo sono con mano mia questa spada mette innanzi o figlio in croce e ci costa questa America a noi napolitani a noi che ci chiamiamo come amare sopra. Ma avete scritto assunto le legami la lassate lontana ancora che faccia risi ai figli porna facita la torna che la signora io non torno ma ne resto fuori e resta affaticato tutto quanto io caccio per razza patria caso onore io so carne macina so emigrante e ci ne costa sta a noi napolitani a noi che ci chiamiamo come amare Bellissima canzone, Bella, bellissima ti posso fare i complimenti? Sembra scontato, ma sì. sono di dovere. La cantavo dappertutto, la cantavo sempre. Eccezionale anche interpretazione. Non ci voleva la festa natalizia, questa cantava dappertutto. E dunque, sai perché stavano nella stiva Amedeo Nazzari e Ivone Sansone e Roberto Murrolo? Perché c'era stato un delitto, cioè era avvenuto un delitto? Un delitto, sì. E loro erano stati incriminati, forse ingiustamente? Sì, ingiustamente. Ecco. Allora Amedeo Nazzari con Ivone Sansone facevano sempre questi film tragici napoletani, erano loro gli interpreti del momento, sì, Ivone Sansone e Amedeo Nazzari, bellissimo pure, un bell'attore. Allora, adesso però io farei ascoltare ai nostri telespettatori una canzone allegra. Sì. Cosa vogliamo far ascoltare o vedere? Io direi l'albergo e l'alleria. Ah, e io... ho capito già che video vuoi mandare. Ho già capito che video vuoi mandare. Quello dove mi sono arrabbiata io quando ero piccola. Allora, fammi sentire. Questo è un video che io andavo a Catania a cantare. E si chiamava la trasmissione Domenica alla Grande, era una specie, si faceva in Italia. Domenica, tipo Domenica In. Domenica In, sì, mi ricordo, sì, mi ricordo. Sì. E dunque questa ragazza che invitavano ogni domenica, invitavano una ragazza francese, una spogliarellista, altro che ragazza. Dopo la mezzanotte, questa si spogliava. Però quando ho fatto la canzone io non era ancora mezzanotte.
Peccato, guarda un po'. E io dico, lei si chiamava, mi ricordo pure, Mara. Meno male che c'era mamma che ti seguiva all'epoca, va bene, va? E dissi, Mara, in questo caso tu sarai Carolì, io ti battezzo Carolì. E feci la canzone L'albergo e l'alleria, che poi l'ho incisa su un sacco di volumi. Vabbè, ma raccontaci di cosa tratta questa canzone allora. No, a lei che si innamora, il cuore tuo viene, va, ce lo dai a quello, ce lo dai a quello. Ah, ho capito, allora abbiamo già capito dal titolo, abbiamo capito, è proprio adatto alla signorina che vedremo qui. Ok, allora L'albergo e l'allegria, Nino Delli a Catania. E l'alleria, una canzone classica, è tratta dall'LP Sime Napoli Paesà, è un LP tutto allegro che ho voluto dedicare alla gente allegra, ma mi sembra, tutta Catania qui e alla Sicilia. Mi sembra che tu voglia dedicarlo in particolar modo a Mara, sì, dal momento Mara in questo momento sarà Carolì. Carolì. Allora, battezziamo Mara con un altro nome, la battezziamo con Carolì, che è il personaggio di L'albergo e l'allegria, interpretata da Nino Delli. Grazie. Carolì, buona fortuna, t'ingignata nata veste. E sta toppa a mezzaluna chi t'ha fatta, Carolì. E va buona se capite, ci sta rana tu francese, ma non sa che sti spese sono perdute in a te. Senta a me, bellezza mia, che sto cuore che tu tieni, all'albergo e l'alleria, una venerata va, e che sto occhi belle e chiare, che sono due passature, vanno all'arte di Sanzana, passeggera, va a chiappare. Tu non tieni una bellezza, son che tratta che tu tieni, che cento uomini in tarezza si capace d'acchiappare. E lasciato parlare, e inchiantato cantaniere, e taruto salumiero, barbiere manco. Senta a me, bellezza mia, che sto cuore che tu tieni, all'albergo e l'alleria, una venerata va, e chi sto occhio belle e chiare, che sono due passature, vanno all'arte di Sanzana, passeggera, va a chiappare. Carolì, tu ti crediva che con chiacchiere e con ciance tinto sacca mi mettiva insieme all'adoro a me. Oggi la femmina è mollone, non si piglia senza prova, come infatti quando la trovo cuore e pena da mostrare. Senta a me, bellezza mia, che sto cuore che tu tieni, all'albergo e l'alleria, una venerata va, e che sto occhio belle e chiare, che sono due passature, vanno all'arte di Sanzana, passeggera va a chiappare. Ma ci siamo divertiti adesso, dai, con questa... Pure tu ti sei divertito all'epoca. Sì. Va bene, comunque sia questa canzone, per quanto sembri molto allegra e arrangiata in maniera... mi dicevi durante il video che è una classica anche questa, sì, sempre del 20, insomma, del 23, mi dicevi, va benissimo. Abbiamo sapito anche va benissimo. Invece un altro classico che ti ho chiesto di vedere, di ascoltare, è Reginella, che a me piace tantissimo. Reginella piace alle donne maggiormente, sì. E fammi sentire, che cosa hai scelto? Quale hai scelto? Vediamo se mi ricordo. Quale hai scelto da farci vedere? Io ho due filmati, ma non mi ricordo quello che ho portato. In regia. In regia, vediamo, sì. Qual è? Eccolo qua lui. Questo di che anno è? Questo dov'è? Pure a Palermo forse? No. Qui è una televisione a Foggia. A Foggia, va benissimo. Allora, che ci dici di Reginella?
regia che piace, è bellissima, si sono fatti filmati, film, e la canzone è stata scritta anche da Libero Bovio, ecco, sempre lui. Grande, che avevo già detto che era un grande. Niente, niente, si è fatta questa scuola, si faceva, era una chantosa che cantava e ballava nei teatri di Napoli, ma di più si è svolta nel Caffè Chantal, non ricordo bene, a Napoli. Sì. Vabbè, io ho portato tua madre, l'ho portata in questa Gambrinus. Al Gambrinus, al Gambrinus, va benissimo, ok. Ci siamo stati ultimamente per l'Immacolata, al Gambrinus. Allora, e lei aveva anche la casa discografica di fronte, io, che c'era anche in pieno centro. In pieno centro, vicino alla galleria. Sì. Di fronte alla galleria. Di fronte alla galleria. Va bene, allora vediamo questo filmato. Questo non me lo ricordo, vediamolo. Tu sei fatto una vesta scullata, un cappello quei nastro e quei rose, stiva in mezzo a 3-4 chantose e parlava francese a così. Con la triera che t'ha incontrato, con la triera tu vedi sì, t'ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, ma è voto tu, distrattamente pensa a me. Regine, quando stiva conmigo, non mangiava capane e cerase, noi campavamo e vase che vase, tu cantavi e chiagneva per me. Io per dirla cantavo con te, Reginello va bene a sto re, t'ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, ma è vuoto tu, distrattamente per me. Oi cara dilla che aspetta stasera, non ho vita già aperta caglione, Reginelle volate e tu vole e canta in un chiagnere ti ha trovato una padrona sincera, che è più degna sentirti cantare. Ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, ma è votato distrattamente chiama me.
Reginella. Bellissima Reginella. Non ricordavo questa trasmissione alla quale avevi partecipato, però ricordo benissimo questa giacca, questa famosa giacca che ti regalò Yves Saint Laurent quando presenziassi al Gran Galà che fece Yves Saint Laurent, dove io non riuscii a venire purtroppo, questa sfilata alla quale dopo questa sfilata rappresentasti al Gran Galà la canzone napoletana. Benissimo. Allora papà, adesso abbiamo un'ultima canzone prima di concludere questo appuntamento. Abbiamo Soldata innamorata, quella che piace pure a me. Innamorata, dico io sempre, di tutti quanti voi. Nino Delli, agli spettacoli dicevi sempre così. Così, anche la chiusura di stasera. Allora, è giusto. L'hai fatto apposta. No, non l'ho fatto apposta, nemmeno a farlo apposta. Ecco, dunque Soldata innamorata tutti la conoscono, una canzone di Cannio che fu scritta nel 1915, durante la guerra del 15-18. Ecco, durante la prima guerra. E niente, pure questa è una canzone tragica. Sarà che la cantiamo un po' allegramente, però si presta, però è una canzone tragica, diciamo, che si presta anche allegra, che io ho fatto nel teatro Tenda di San Giuseppe. Allora questa vediamo adesso. Sì. Ah, quella a Foggia intendi? No, teatro Tenda alla chiesa a Foggia, sì. Ah, il teatro Tenda. Teatro Tenda a Foggia. Sì. E in che anno? Tenda per tenda mi sono ricordato qualcosa che è sfuggito all'inizio poi ne parleremo. In un'altra occasione. E in che anno era questa? Questa non è, deve essere recente, sì, mi pare. Recentissima, 96. 96, sì, mi ricordo, recente questa, Soldata innamorata. E con questa canzone concludevi tutti i tuoi spettacoli. Sì. Va benissimo, allora vediamo questo filmato. Allora, Soldata innamorata, Nino Delli vi saluta. Grazie a Video Report, Vittorio Console, Enzo Iaga. E anche a Michele, anche a Michele. Stai lontano da sto cuore, a te volo come pensiero, niente voglia, niente spera, che tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che st'amore non mi sono sicura di te. Prima e l'ultima sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a nessuno, tu pensiero ma consola, che tenerti sempre a fianco a me. Ah, più belle, tutte belle, non è mai più belle te. Vita mia, oi cuore, e che sto cuore, o prima e l'ultima sarai per me. Quando la notte non ti vedi, tu ti senti in sti braccia,
te passa che sta faccia non ti stringe forte in braccia a me. Ma c'è tanto vasto sole e fagli agnere per te. L'urna ma sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore ci sta, o prima l'urna ma sarai per me. Grazie a voi tutti che avete partecipato, vi ringrazio ancora una volta, grazie. Bellissimo, stremato eri, perché a quanto pare hai cantato almeno 20-25 canzoni. Come al solito 20 canzoni, quasi 18 ogni sera. Mi ricordo una volta... E che voce ancora soltanto innamorati. Mi ricordo una volta che mi alzai una mattina presto per andare a scuola, trovai la vasca immersa di fiori, non fu in questa occasione, ma mi ricordo, dissi, ma che cosa è successo? Papà ha avuto un mazzo di fiori per ogni canzone. Sì. E quando ne ha cantato? Barletta, non ne parliamo. 25. Corato. Sì, ci tenevano tantissimo. Erano delle piazze dove mi ricordo che io portavo a scuola sempre al mio maestro i fiori, il mio maestro Dedda. Sì. Vabbè, ho visto che hai ricordato Tonio Consola, il carissimo Tonio Consola, che ho conosciuto, bravissimo, che ti ha accompagnato in tutte le tue trasmissioni che hai registrato in tanti anni. Era un bravo tecnico dall'inizio della carriera. È stato sempre vicino a me, io sono stato vicino a lui, cioè al contrario. Mi ha fatto piacere questa cosa, anche non ci voleva, ricordarlo. Va bene, incontreremo tantissime persone che purtroppo non ci sono più, ma che però rimangono nel nostro cuore. Sì. Rimangono nel nostro cuore. Bene, io spero che questa trasmissione vi sia piaciuta, che vi siate divertiti e vi diamo appuntamento alla prossima. Quando? Vediamo. Va bene, un saluto a tutti i telespettatori, ringraziamo comunque i supermercati Convi che ci hanno dato questa possibilità. E che dire? Ci sentiamo. Un saluto a tutti. Alla prossima. C'è da sentire ancora. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite c'asilo, campaccia sto cuore vostro, ma via che c'è il posto, uracchi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, non si dammo pizzica, carme cademo in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Impacciano con scritto, che non con scritti so, o generale dit, sceglie che grado tu. Buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, così dammo pizzica, carme cademo in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, va se mi faccio, non si dammo un pizzico, carme cademo in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Attenti!
Questo programma è offerto da Supermercati Convì. La differenza in evidenza.